Il trapianto di rene è una procedura sicura, con risultati ottimi, ma ciò nonostante ci sono molte sfide che dobbiamo ancora affrontare, perché sta cambiando il mondo dei donatori, sta cambiando il mondo dei trapianti. L'innovazione in cosa ci aiuta? Beh, ci aiuta a darci strumenti per ottenere risultati migliori nei nostri pazienti. Sempre più spesso i donatori d'organo sono persone di età avanzate oppure persone che sono decedute con criteri di arresto cardiocircolatorio. In questo caso una valutazione corretta degli organi può migliorare i risultati del trapianto. Quali sono gli strumenti per misurare la qualità degli organi che andiamo a trapiantare? Sicuramente uno spazio importante ce l'hanno le macchine da perfusioni. Sono degli strumenti che permettono di continuare a perfondere il rene a bassa temperatura e ci danno delle indicazioni su come si comporta l'albero vascolare, oltre a consentirci di mantenere più a lungo la conservazione degli organi. Nel prossimo futuro probabilmente anche le macchine da perfusione normotermica potranno essere utili. Queste creano un ambiente simile a quello fisiologico, in cui il rene non è più raffreddato, ma viene perfuso da sangue a temperatura di 37 gradi. In questa situazione fisiologica il rene può effettivamente svolgere le sue funzioni, farci capire prima di trapiantarlo come si comporterà. Un grande spazio in questo momento hanno anche le tecnologie robotiche. Da poco abbiamo effettuato il primo trapianto di rene con tecnica robotica a Padova, una procedura che si è svolta con successo e che consente di effettuare l'intervento con una piccolissima incisione, risparmiando i muscoli della parete addominale, che quindi non vengono sezionati. La ripresa post-operatoria è molto rapida e la soddisfazione del paziente è molto alta.